Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo. Lo riporta questa mattina l'ANSA, con cui descrive come decine di migranti risultano dispersi, morti annegati nel naufragio di un gommone al largo delle coste libiche. Lo riferisce SOS Mediterranee, che racconta dalla voce del comandante dell'equipaggio della Ocean Viking che 130 persone erano a bordo di un'imbarcazione che aveva tentato la traversata in condizioni di mare proibitive e di cui si sono perse le tracce a nord-est di Tripoli. 13 cadaveri sono stati finora avvistati in mare, ma non è stato possibile recuperarli. Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo dell'equipaggio, afferma che dopo ore di ricerca la nostra peggiore paura si è avverata. La Ocean Viking ha assistito alla fase successiva del naufragio con trepidazione a nord-est di Tripoli. L'allarme era scattato mercoledì per la mancanza tra i radar dell'imbarcazione con a bordo le 130 persone. In assenza di un coordinamento efficace da parte dello Stato, scrive la Albera, 3 navi mercantili e la Ocean Viking hanno cooperato per organizzare la ricerca in condizioni di mare estremamente difficili. Oggi, mentre cercavamo senza sosta nella totale mancanza di supporto dalle autorità marittime competenti, 3 cadaveri sono stati avvistati in acqua dalla nave mercantile My Rose. Un aereo di Frontex ha individuato poco dopo il relitto di un gommone. Dal momento in cui siamo arrivati sul posto non abbiamo trovato nessun sopravvissuto, ma abbiamo visto almeno 10 corpi nelle vicinanze del relitto. Abbiamo il cuore spezzato, ha concluso la Albera.